Venerdì 6 ottobre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno da Luca Ciliberti. Fra poco andremo da Luca per leggere assieme i quotidiani, intanto quelli regionali, ma intanto cominciamo con le notizie ed è ancora ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Caltanissetta la ragazza di Piazza Armerina che si è lanciata dall'auto del fidanzato. È stata lei stessa a raccontare ai sanitari quanto avvenuto, ma intanto vediamo e sentiamo il servizio. Non si danno pace i genitori della 19enne di Piazza Armerina che 2 giorni fa si è lanciata dall'auto in corsa del fidanzato al culmine di un litigio. Una ragazzata, così è stata definita da chi conosce la 19enne, che le è costata cara. La giovane è ancora ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Elia dove è tenuta in coma farmacologico. A quanto pare era stata la stessa ragazza, ancora cosciente e in grado di parlare, a raccontare al suo arrivo al pronto soccorso di Piazza Armerina di essere stata lei stessa a lanciarsi dall'auto in corsa del fidanzato. Stavano litigando e lui le ha detto che l'avrebbe riaccompagnata a casa, ma lei, che probabilmente non si aspettava le gravi conseguenze alle quali sarebbe andata incontro, si è lasciata cadere sull'asfalto. L'impatto è stato devastante, ma inizialmente la ragazza era ancora cosciente e riusciva a comunicare. Poi di ora in ora l'emorragia cerebrale dovuta al trauma si è fatta sempre più grave ed è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia. I neurochirurghi durante un intervento difficilissimo sono riusciti a ridurre la grave emorragia e adesso si dovrà aspettare ancora qualche giorno per capire quando e se la ragazza potrà essere risvegliata dal coma farmacologico. E allora vediamo i giornali su questo tema. Una ragazzata, qualcuno dice, comunque certamente le condizioni della ragazza sono abbastanza serie. Sì, la ragazza resta ancora in coma. Qui prendiamo la prima pagina della Sicilia di Enna, perché appunto i fatti sono successi a Piazza Armerina. Vediamo l'articolo, ragazza ferita, sono ore di attesa appunto per capire come evolverà il quadro clinico di questa vicenda. Quindi ore di attesa per le sorti della 19enne che ha riportato lesioni gravi e profonde alla testa venerdì pomeriggio. Sembra che comunque la ragazza abbia raccontato insomma di aver fatto un gesto diciamo volontario lanciandosi dalla macchina prima di entrare in coma. Era metà pomeriggio quando 2 ragazzi, ci sono le iniziali, si trovano in auto mentre il giovane guida, probabilmente avranno litigato, forse la ragazza voleva scendere dall'auto ma il ragazzo avrebbe invece voluto accompagnarla a casa. A quel punto lei avrebbe aperto lo sportello e si sarebbe gettata sull'asfalto. Questa è la dichiarazione del fidanzato, ma sembrerebbe anche la dichiarazione di questa ragazza insomma, che è andata, diciamo che era sveglia quando è arrivata appunto in pronto soccorso proprio nell'Ennese. Sì, adesso però andiamo in provincia di Agrigento perché cerchiamo di capire, sarà l'autopsia a chiarirlo definitivamente, le cause della morte di Alfonso Spalma, cameriere di Porto Empedocle, che è stato ritrovato morto sotto il suo furgone. L'uomo era molto ben voluto in città e adesso seguiamo il servizio. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulla morte del cameriere 40enne di Porto Empedocle, Alfonso Spalma. Il cadavere dell'uomo, una persona molto ben voluta in città, è stato ritrovato sabato sera. Era sotto il suo furgone nel rione Le Cannelle. Dopo la prima ispezione cadaverica, i carabinieri hanno escluso l'ipotesi di morte violenta. Contrariamente a quanto ipotizzato e riferito dai soccorritori, sul corpo non c'erano ferite da arma da sparo. Il mistero sulla causa del decesso però rimane. La dinamica non è chiara e gli accertamenti sono in corso, fanno sapere i militari. L'area dove è stato ritrovato il corpo del 40enne, una strada già da tempo interdetta al traffico, anche se qualcuno ancora ugualmente transita, è stata posta sotto sequestro. E anche questa è una storia con tanti, diciamo, dubbi e anche una sorta di giallo, diciamo così? Resta ancora, sì, molti dubbi da chiarire. Eccolo qua, la prima pagina la prendiamo sempre dalla Sicilia di Agrigento, proprio nelle province, entriamo nelle province. Eccolo qua, morte Spalma è appunto il nome della vittima, sarà l'autopsia a chiarirne le cause. Questa è la foto, diciamo, del ragazzo ben voluto, insomma, nella sua zona a Porto Empedocle. Il corpo, come abbiamo sentito dal servizio, è stato ritrovato sotto un furgoncino, e questo, diciamo, che in qualche modo lascia molti dubbi. Ci sono anche misteri sulla causa del decesso.
successo, la dinamica non è chiara e gli accertamenti sono in corso, ripetono i carabinieri. L'ipotesi dell'incidente è tornata ad essere al vaglio degli investigatori e degli inquirenti. Che cosa è successo? Secondo una possibile ricostruzione, l'uomo si stava preparando, insomma intorno alle 6 del mattino, a una battuta di caccia, aveva con sé il fucile, arma che è stata ritrovata accanto al cadavere. Non è escluso, e questa è la novità, che possa avere dimenticato di inserire il freno a mano del suo furgone e il mezzo, muovendosi, lo ha travolto. Lascia moglie e 2 figli piccoli, quindi insomma è esclusa l'ipotesi in questo caso della morte violenta, quindi dell'omicidio. Dalla cronaca adesso siamo alla politica, ci sono tensioni nella maggioranza di centrodestra in vista di una settimana che si apre e le tensioni riguardano anche in maniera particolare la sanità. Si apre domani una settimana complessa per il centrodestra in Sicilia. Da martedì in aula all'Ars si discuterà infatti della finanziaria quota reincardinata ieri a Sala d'Ercole, ma anche il commissario di Fratelli d'Italia nell'isola, Lucas Bardella, dice che cosa accadrà non è prevedibile. Dopo lo scontro in giunta di governo sulla riconferma di Salvatore Iacolino a dirigente generale della pianificazione strategica in sanità, fra Forza Italia e Fratelli d'Italia c'è tensione e gli assessori meloniani non hanno partecipato al voto dell'altro ieri. Ma c'è tensione anche al centro della coalizione, dove Noi Moderati, la formazione di Saverio Romano e Massimo Dell'Utri, non è stata invitata alla festa dell'amicizia della Democrazia Cristiana a Ribera. Si tratta dell'ultimo segnale di un allontanamento politico fra Romano e Totò Cuffaro, che era nell'aria ormai da tempo. Il pomo della discordia è l'accordo siglato dalla Democrazia Cristiana con la Lega a livello nazionale, un accordo che Romano non riesce a mandar giù, tanto da parlare di divorzio. Ma intanto la festa dell'amicizia della DC è al centro anche di altre polemiche e adesso anche di atti intimidatori, anzi vandalici. Nella notte è danneggiata la mostra su Alcide De Gasperi, su 4 pannelli compaiono falce e martello e la stella rossa, oltre a imbrattare il volto di De Gasperi. Unico elemento che tende a smorzare la tensione in queste ore è la scelta del governatore Renato Schifani di ritirare la querela al Giornale di Sicilia per un annuncio pubblicitario di Carlo Calenda. Non che lo scontro sia esaurito con Azione e con Lavardera, ma il governatore sceglie di non coinvolgere la stampa nella querela che probabilmente in tribunale arriverà per altri versi. E adesso la politica, per quello che ci ha descritto Viola nel suo servizio, non mancano una bella settimana. Esattamente. Una bella settimana. Allora, partiamo con l'apertura del Giornale di Sicilia perché intanto si comincia a lavorare per la manovra. La lista della spesa è quella dei partiti, dai precari alla targa Florio fino alla fiction su Biagio Conte, che era stata interrotta nella scorsa lettura, diciamo nella scorsa esame della finanziaria. Quindi la nuova manovra, insomma, pronta, come abbiamo sentito dal servizio, ad andare in aula, al vaglio dell'aula, appunto. Poi ci sono le tensioni, diciamo, sulle nomine della sanità, su Iacolino, soprattutto critiche pure da Lombardo. C'è una questione tirata fuori, diciamo, di una incompatibilità nel 2018 con il dirigente La Rocca, che era stato fermato appunto per conflitto di interessi. Tutto questo lo troviamo in pagina. Poi però, diciamo, abbiamo fatto anche riferimento alle tensioni nel centrodestra perché secondo la Sicilia oggi, che pubblica questo articolo con un richiamo in prima pagina, diciamo il patto tra Salvini e Cuffaro sarebbe cosa fatta, un patto che ovviamente diciamo, guarda alle nazionali. Salvini Cuffaro, patto se la Sicilia è ufficiale, il sigillo ieri appunto in chiusura alla festa dell'amicizia, che è la festa della Democrazia Cristiana che si è tenuta a Ribera. La DC sosterrà la Lega alle politiche, liste diverse ma gemellate per l'Ars, e Cuffaro dice accordo chiuso, San Martino ringrazia per la fiducia, Durigon ci mette il sigillo, un percorso insieme per crescere. E poi qui c'è il racconto diciamo, di questa festa, insomma, che si è tenuta appunto a Ribera, 3 giorni con tanti ospiti sul palco. Totò raduna gli ex voto, ma non mi candido più, sul palco un totale di 17 anni di pene scontate, nessuna paura. Quindi insomma un bel pedigree, diciamo, di presentazione. E poi vedete anche qui viene riportato il conflitto di interesse del manager, anzi del dirigente La Rocca, il dirigente regionale, che poi, diciamo, all'epoca fu sancito anche dall'allora presidente Nello Musumeci.
E lunedì allora spazio anche allo sport, si è giocato ieri il derby al Massimino tra il Catania e Siracusa, l'ha spuntato il Catania con un gol per tempo, 2-0 il risultato finale, non è stato un derby però da un punto di vista spettacolare esaltante, per il Catania vanno bene certamente i 3 punti, ritorna alla vittoria, per il Siracusa invece c'è tanto da lavorare per provare a mantenere la categoria, ma vediamo e sentiamo il servizio. Il Catania torna al successo dopo quasi un mese. Lo fa nel derby imponendosi 2-0 sul Siracusa che rimedia al Massimino la 7ª sconfitta nelle prime 8 partite. Toscano propone Lunetta da punta, Caturano siede in panchina, Jimenez torna dal primo insieme a Ciccerelli, Quaini a centrocampo. Nel Siracusa Turati sceglie Contini davanti e Parigini nei 3 dietro la punta. Il Catania al minuto 5 già avanti, ottimo intercetto di Tacchio su Limonelli. Lunetta corre verso la porta lasciandosi dietro Pacciardi e di sinistro mette nell'angolino. Quinto gol stagionale per il capocannoniere rossazzurro di questo avvio di campionato. Il Siracusa guadagna campo, ma complice l'assenza di una punta di peso non impensierisce Dini. Nel Catania ci prova ancora Lunetta di testa ma manda alto. La squadra di Toscano recupera palla e riparte. Questo è il filo conduttore che porta anche all'ultima opportunità del primo tempo. Lunetta lanciato a rete trova la parata di Farroni. Il pallone passa da Ciccerelli a Jimenez fino a Casasola che conclude alto. Nella ripresa il canovaccio resta identico, Dini non fa una parata e quando il Catania riparte invece si rende pericoloso e così costruisce la rete del 2-0. Donnarumma lancia Ciccerelli largo a sinistra, il trequartista si accentra e serve Ierardi che dal limite lascia partire un rasoterra preciso per il gol del raddoppio, il terzo sigillo personale del difensore goleador della squadra di Toscano. Dopo la rete arriva anche il momento di Caturano, Turati è costretto invece a far uscire Molina appena entrato per Capanni. Caturano riesce ad andare alla conclusione dopo un bel passaggio di Raimo, ma il tiro a colpo sicuro è rimpalato da Puzzone. Ha un'occasione anche da Ausilio subito dopo il suo ingresso in campo, ma la palla finisce in corner. Nel finale la parata di Farroni nega il primo gol a Caturano, presentatosi a tu per tu col portiere retuseo. Il Catania guadagna 3 punti sul Benevento e si porta a -1 dalla seconda piazza occupata dai Sanniti. Il Siracusa resta ultimo. E c'è stata una frenata invece per quanto riguarda il Trapani che pare avere perso lo smalto iniziale, ha annullato il gap dovuto alla penalizzazione. La squadra di Aronica sta facendo segnare il passo, ieri è finita 1-1 in casa con il Giuliano. 3 punti nelle ultime 4 partite, Trapani in crisi di risultati ma non va tanto meglio sul piano del gioco. E così il Giuliano, reduce da 3 sconfitte consecutive, strappa un pari al provinciale grazie anche al portiere russo che a tempo abbondantemente scaduto al 57esimo para un rigore calciato in maniera maldestra da Canotto. Il risultato di 1-1 era stato fissato dopo appena 3 minuti di gioco. Dopo 18 secondi Trapani in vantaggio con Cioferri su un assist in area di Grandolfo su un cross di Canotto. Dopo 2 minuti il pari con una conclusione di testa di Nepi su un cross di Balde. Poi qualche occasione qua e là su entrambi i fronti, sprecate talvolta in maniera banale. E allora, il punto di questo fine settimana calcistico per le squadre di Serie C, Luca? Sì, allora ovviamente tutto concentrato sul derby, eccolo qua il derby del Massimino, c'era molta attesa da una parte e dall'altra, il Catania come abbiamo sentito per tornare a vincere, il Siracusa per diciamo, interrompere questa striscia negativa, diciamo, solo una vittoria adesso su 7 partite. Quindi il Catania corre, si tira su, il Siracusa becca 2 gol e resta in fondo al gruppo. Questo è il titolo principale, lo prendiamo dalla Sicilia che racconta tutto. Questo derby del Massimino parla di partita a senso unico, il gol di Lunetta nella ripresa e il bis di Ierardi, gli azzurri costruiscono dal basso e non riescono a vedere la porta. Nel finale l'esordio di Caturano accolto dal boato di 17.000 tifosi del Massimino e qui c'è tutto il racconto insomma, della partita con le foto, Lunetta e Ierardi che festeggiano, insomma questo è appunto la cronaca. Se scendiamo di pagina vediamo anche le reazioni insomma, dei 2 allenatori che analizzano un po' la gara. Partiamo dall'allenatore del Catania, Toscano, questo è l'atteggiamento giusto, Turati invece
dice, allenatore del Siracusa, Marco Turati, dice quel gol a freddo ci ha fatto male. Quindi leggiamo un po' anche altri passaggi di queste interviste. Non era semplice bloccare gli avversari, dice Toscano, il tecnico rossazzurro, sono contento per il gol di Lunetta e Gherardi, 0 reti subite in casa, questo è un dato importante, ma sabato a Giuliano ci sarà da lottare. Gli si chiede insomma anche sui gol mancati, no? Dice cosa aggiunge, avremmo potuto gestirli meglio, dice Toscano, alcune situazioni potevano essere gestite meglio per essere ancora più pericolosi, ma va bene così, quindi a testimonianza che il tecnico vede una squadra in crescita. Poi insomma tante domande molto tecniche insomma, che riguardano anche moduli assetto della partita. Nella fase difensiva e nella fase offensiva insomma, ha spiegato che probabilmente ad alcuni momenti la squadra ha cambiato volto rispetto al solito. Sì, esatto, dal 4-4-2, di qua, dal 4-4-2 per essere aggressivi in avanti al 5-4-1 per bloccare l'azione del Siracusa. Siracusa che però, come dice il quotidiano, non è mai stato pericoloso, e quindi il tecnico Turati insomma, spiega quali sono state le cause. Abbiamo pagato anche la loro fisicità, avevamo preparato una gara con poche palle alte, ma costruire contro una squadra tutta dietro non è stato semplice. Alla domanda come valuta questa prestazione, purtroppo è stata una brutta prestazione, dice Turati. Il gol a freddo ci ha penalizzato molto e ci ha complicato i piani sin dall'inizio. Il Catania ha un attacco molto forte, la loro velocità ci ha messo in difficoltà, anche se non abbiamo concesso molto. Il nostro rammarico appunto principale è quello di non aver avuto la personalità giusta, quella che invece mostriamo ogni domenica. Resta la personalità, però insomma mancano i risultati per il Siracusa, diciamo, lo possiamo vedere anche. Mancano anche i gol a Siracusa, perché il Siracusa segna poco e subisce tantissimo, e quindi questo è il grande... Manca più di qualcosa. E poi insomma il fatto che abbia appena 3 punti in classifica la dice lunga. Infatti vediamo questa squadra, scusami Luca, ha bisogno di rinforzi. E questo è un appello ovviamente che ieri in qualche modo, siciliani, diciamo. No, in qualche modo è passato anche nel post partita. Insomma, questa squadra ha bisogno davvero di essere puntellata, perché ha una buona base, però per salvarsi in questa categoria servono giocatori esperti. Ricordiamo che ovviamente è anche una neopromossa, quindi in categoria, e quindi magari qualche giustificazione, esatto, qualche giustificazione in più. Allora andiamo a vedere insomma questa classifica della quale abbiamo parlato. In testa c'è la Salernitana che diciamo alla vigilia risulta come una delle favorite, poi il Benevento, altra squadra di livello per la categoria, e poi il Catania al terzo posto in coabitazione con Casarano, Cosenza e basta. Poi c'è il Trapani invece che ha 5 punti ma ha recuperato 8 punti di penalizzazione, quindi diciamo sarebbe sul campo 11. Sul campo 11, quindi sarebbe diciamo medio-alta classifica. Guardiamo anche il prossimo turno, ricordiamo il prossimo turno il Catania giocherà di sabato in anticipo contro il Giuliano, mentre il Siracusa giocherà domenica alle 14:30 contro il Sorrento. Il Trapani sarà in trasferta a Cava dei Tirreni contro la Cavese, sempre alle 14:30, e giocherà sempre domenica. Questo insomma è il punto sul calcio delle siciliane. Possiamo andare a chiudere diciamo, la rassegna stampa vedendo anche le prime pagine dei quotidiani che stamattina sono in edicola. Sì, allora partiamo dalla Sicilia, rimaniamo sul quotidiano di Catania, eccola qua la prima pagina. Oggi ovviamente cominciano i negoziati per la pace in Medio Oriente, per la fine, diciamo, un tentativo di fine del conflitto tra Israele e Gaza, quindi Bibi, Netanyahu, senza ostaggi nessun accordo, Trump alza i toni contro Hamas. Questa è l'apertura un po' di tutti i giornali nazionali e regionali. Andiamo a vedere un po' di notizie regionali invece proprio sulla Sicilia. Intanto alla Sinara si sono celebrati insomma, i 40 anni diciamo, della visita di Borsellino e Falcone proprio nell'isola della Sinara. C'erano i figli di Borsellino che hanno ricordato come insomma, ultimamente il padre fu diciamo, accusato e in qualche modo vilipeso anche dalla stessa sua categoria della magistratura. Quindi questo è il racconto che c'è dentro la pagina. Abbiamo visto il racconto della politica regionale fra Salvini e Cuffaro, l'accordo ufficiale, uniti alle
politiche e poi insomma il calcio, come avete visto, come abbiamo raccontato, tutto in prima pagina. Luna piena, il bel titolo, perché appunto ha segnato Lunetta al Massimino contro il Siracusa. Questa è la prima pagina. Sempre dal giornale, abbiamo visto prima la prima pagina di Agrigento, ma c'è ancora diciamo un giallo che resta ad Agrigento, la donna scomparsa per il nubifragio, ancora non si è trovata. C'è una novità rispetto al racconto fatto fino a ieri, cioè ieri pomeriggio. La novità è che è stata trovata la giacca di Marianna, speranze ridotte al lumicino. Il prefetto di Agrigento dice: è necessario che i comuni si dotino di piani di protezione civile, che sono uno strumento essenziale per agevolare l'operato dei soccorritori. In realtà, appunto, restando nel racconto del ritrovamento, la squadra dei soccorritori ha ritrovato la giacca della donna poco prima del depuratore in contrada Esechimento. Non dovrebbero esserci dubbi che appartenga alla 38enne. Un esercito la sta cercando, di almeno 200 persone che si sono alternati dalla mattina fino a ieri pomeriggio e che comunque continueranno a cercarla. L'ipotesi appunto che sia stata risucchiata dal collettore delle acque piovane su un'area approssimativa di almeno 10 km e con modalità diverse supportate da dispositivi tecnologici. Insomma, si cerca questa donna, però insomma, le speranze sono oggettivamente, dopo tutto questo tempo, ridotte al lumicino. Andiamo a vedere la prima pagina del Giornale Sicilia, oltre al titolo che abbiamo già visto. Andiamo diciamo a centropagina, dove si ritorna sull'omicidio Gaglio. La moglie di Gaglio: voglio giustizia, non aiuti. La sparatoria fu davanti alla farmacia, un regolamento di conti. Rifiutato il sostegno economico annunciato dai familiari di Cangemi, che è colui che ha sparato, colui che ha ammazzato quest'uomo, quindi polemica su questo omicidio tra le due famiglie. Diciamo, la sparatoria è avvenuta lo scorso 15 settembre. Poi ancora c'è un numero positivo che riguarda i trapianti effettuati in Sicilia, che il Giornale Sicilia mette in pagina, quindi cresce anche il numero dei trapianti, crescono le donazioni a cuore fermo. L'isola al 6° posto in Italia, ma il tasso di opposizione agli espianti è circa il 45%, quindi questi sono i dati che riporta il Giornale Sicilia. Andiamo a vedere la Gazzetta del Sud. La Gazzetta del Sud nelle pagine di Messina, ancora l'apertura dedicata al piano di pace di Trump, che propone appunto Israele e Palestina. Ci sono delle notizie curiose a centropagina che riguardano appunto Messina. L'incredibile vicenda avvenuta a Messina, un matrimonio che non c'è mai stato e una causa che si chiude dopo 15 anni, quindi una vicenda giudiziaria. Due sposi decidono di lasciarsi un anno dopo le nozze, scoprendo che il parroco non aveva mai trasmesso gli atti allo stato civile, quindi siamo sposati solo in chiesa, nessun effetto giuridico da parte di questo matrimonio, quindi poi c'è stata una causa, insomma un racconto lungo 15 anni. E poi il ricordo di questa violoncellista agenziana Danna, morta durante le prove a Messina, la commozione di un'intera città per la scomparsa della musicista. In mattinata la Camera Ardente allestita in via Vittorio Emanuele, e poi la 9ª sinfonia di Beethoven dedicata a lei. Velocemente, se abbiamo ancora qualche secondo, vi faccio vedere proprio dal Giornale Sicilia una notizia curiosa. Eccola qua: la proposta delle ambulanze del mare per abbattere i tempi di soccorso. L'ha lanciata un medico che si chiama Sebastiano Tamà, esperto del sindaco sui temi di sanità e in commissione del comune. Un potenziamento del 118 che velocizzerebbe i trasporti di 15 minuti, si potrebbe legare ai lavori del ponte. Quindi questa, insomma, un'idea originale che diciamo, potrebbe trovare e vedere la luce. Grazie Luca, fra poco torno da te per i giornali nazionali. Adesso però c'è un aggiornamento, perché a causa di un mezzo pesante che si è ribaltato in maniera autonoma e temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni l'autostrada A29, la Palermo-Mazzara del Vallo, al chilometro 4,400 tra gli svincoli di Carini e Capaci, all'altezza di Isola delle Femmine. Un percorso alternativo è stato attivato sulla 113 settentrionale Sicula. Sul posto, oltre ovviamente alle squadre dell'ANAS, ci sono anche le forze dell'ordine, a fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Vi aggiorneremo se dovessero essere delle novità. Adesso ci fermiamo, breve sosta e poi i quotidiani nazionali.
Siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Come ogni mattina vi mostriamo anche la situazione della viabilità del traffico cittadino a Catania. Intanto su via Vincenzo Giuffrida, eccola qui la prima camera che vi mostriamo. Come potete vedere le auto sono ferme sì ai semafori a chiamata pedonale all'altezza proprio a metà circa di via Vincenzo Giuffrida, però il traffico è piuttosto sostenuto, vediamo, sia in entrata che in uscita dalla città. Possiamo osservare anche cosa succede sulla circonvallazione di Catania. Qui situazione sicuramente più scorrevole, ma c'è ancora comunque particolare traffico all'altezza proprio dell'ex Tondo Gioieni, cioè dove c'era il ponte. Là la situazione è più congestionata. Adesso vi mostriamo, e non la vediamo, l'Etna, perché la nuvolosità oggi copre praticamente il vulcano, le nuvole sono particolarmente dense e quindi da questo punto di vista, cioè dalla zona di Catania, non vediamo l'Etna. Andiamo a Taormina e vediamo se da Taormina la vediamo. Neanche da Taormina, vediamo sì il golfo di Taormina, ma l'Etna è completamente diciamo coperta dalle nuvole. Quindi una giornata particolarmente nuvolosa. Adesso torno da Luca Ciliberti per leggere assieme i quotidiani nazionali. Allora, partiamo dal Corriere della Sera, lo abbiamo visto anche leggendo un po' le prime pagine dei quotidiani regionali. Oggi il tema è che diciamo, sono partiti i negoziati di pace diciamo, per riportare, per cessare il conflitto tra Israele e Gaza. In realtà è un conflitto diciamo, che non esiste perché c'è un attacco diciamo, da parte di Israele, quindi per fermare gli attacchi di Israele a Gaza. Trump, ultimatum ad Hamas, oggi negoziati, la telefonata di Donald Trump, del tycoon a Netanyahu, non essere sempre negativo, quindi insomma come se parlassero quasi due amici, mentre nel frattempo continuano gli attacchi in Ucraina, bombe su Leopoli, paure per 110 italiani sul treno. Il leader, distruzione completa se non cederete il potere a Gaza, questo lo dice Trump, ma apre alle modifiche del piano che adesso vedremo. Quindi insomma poi c'è tutto un racconto su gli approfondimenti ovviamente su l'attualità che riguarda questo conflitto, da dove si parte, da dove si è partiti, a che punto si è arrivato e dove si vuole arrivare. Poi insomma si approfondisce ancora il movimento della flottiglia, piazze straordinarie, questo è Landini che parla e si discute, insomma si fa polemica sui dati del governo. Oggi si vota e si chiudono le votazioni anche in Calabria. La Calabria sono elezioni regionali, la Calabria sceglie il governatore, è un test, questo sì importante per molti partiti, l'uscente è Occhiuto di Forza Italia. Alle 23 l'affluenza bassa al 29%. Sinner, eccolo qua, messo in prima pagina, a Shanghai, costretto a ritirarsi, era in svantaggio al terzo set con Grigspor. Che cosa è successo? I crampi, i maledetti crampi, nuovi guai per Sinner, si è ritirato per la 7ª volta, quindi una notizia che fa anche abbastanza rumore. Andiamo a vedere la prima pagina della Repubblica. Trump minaccia Hamas, ecco qui il titolo più diretto, il pressing del presidente americano sui negoziati che oggi si aprono a Sharm el Sheikh, quindi in Egitto. Annienterò i miliziani se non cedono il controllo di Gaza, quindi poi sì alle modifiche del piano di pace. Anche qui tanti racconti, tanti approfondimenti su la questione del conflitto in Palestina. E poi, come abbiamo visto anche sul Corriere della Sera, inferno russo a Leopoli, bombe sfiorano un treno con 110 pacifisti italiani. Oggi incaricato anche il governo Le Cornu da Macron, quindi in Francia nasce un nuovo governo, ma attenzione perché diciamo, è già a rischio diciamo, sopravvivenza, perché c'è una manovra in atto, una manovra finanziaria che potrebbe non essere approvata. Anche qui Sinner in preda ai crampi, certo fa davvero senso questa foto di Sinner piegato dal dolore, ancora un ritiro per Sinner, a Shanghai si arrende ai crampi.
Vediamo La Stampa e poi entriamo dentro diciamo, i quotidiani per vedere un po' diciamo, gli approfondimenti che riguardano la Palestina, quindi Hamas, pace o morte, dice Trump, oggi il vertice in Egitto, la Casa Bianca apre le modifiche dell'accordo, i terroristi stiamo recuperando i corpi dei rapiti, l'autauto del presidente, annientati se non cedono il potere, gli ostaggi torneranno tutti a casa. E poi ancora vediamo tante notizie, sempre lo sport, ovviamente quasi tutte le prime pagine dei quotidiani, appunto perché si è conclusa la giornata anche di calcio. Ieri c'è stata una partita diciamo di cartello, Juventus-Milan finita 0-0 con il Milan che ha sprecato un calcio di rigore. Che rischio, dice La Stampa, che il quotidiano di Torino ovviamente parteggia per la Juventus in questo caso, e poi il dolore di Sinner. Andiamo dentro, vediamo quali sono i passaggi ecco, della trattativa, gli ostaggi, il disarmo, lo Stato palestinese, i nodi da sciogliere appunto in questo vertice che comincia oggi a Sharm el Sheikh. Si parte ovviamente dai rapiti, quindi gli ostaggi, rilasciare gli ostaggi, e poi l'altra domanda è chi governerà la striscia, cioè chi si metterà d'accordo per gestire questa parte di mondo. Hamas è d'accordo sul trasferire l'amministrazione della striscia a un'autorità palestinese composta da tecnocrati indipendenti e sostenuta da paesi arabi e islamici. E poi il riconoscimento dello Stato della Palestina, sullo sfondo un tema più ampio che riguarda appunto il riconoscimento dello Stato. Nel testo del piano di Trump, all'articolo 19, si legge che lo sviluppo futuro di Gaza e la riforma della NP creeranno le condizioni per un percorso credibile verso l'autodeterminazione palestinese, quindi insomma un percorso abbastanza lungo. Come dovranno poi ritirarsi, la sicurezza, gli aiuti umanitari, sono tutti punti che fanno parte di questo accordo, diciamo, di questa trattativa che appunto comincerà oggi. Per curiosità faccio vedere, diciamo, com'era Gaza e come è diventata, eccola qua. A dicembre del 2023, questi sono diciamo, i punti in giallo, diciamo, ecco, la zona controllata da Israele, quindi nel dicembre 2023 era così, quindi con questi piccoli presidi, adesso è nell'ottobre 2025 così, praticamente è tutta gialla, i cerchietti sono gli attacchi diciamo, lanciati appunto da Israele verso la popolazione. Andiamo a vedere altre prime pagine, partiamo con i quotidiani, diciamo, che hanno più una matrice politica. Eccolo qua, Il Giornale, la flottiglia, la verità sugli aiuti, neanche mezzo camion, parla l'ambasciatore Peled, e Landini ora piange, sbagliato lo striscione pro Hamas, la strana svista di Repubblica sulla foto della piazza di Roma, che adesso facciamo vedere anche attraverso altri quotidiani, cioè è stata pubblicata una foto di una piazza molto piena che in realtà non era quella piazza nello stesso giorno. Quindi questa è la strana svista sulla foto. Questo è Il Giornale. Andiamo a vedere ancora Il Fatto Quotidiano. La patacca sui fondi di Hamas, la prova di Israele è dal febbraio 2021 e non c'entra nulla con la missione, quindi è un foglio di 4 anni fa, quindi non è, diciamo, era accusato, la flottiglia era accusata di aver avuto sovvenzionamenti da Hamas, però si tratta insomma di un foglio di 4 anni fa che poi non ha avuto in qualche modo seguito, quindi la verità è che la flottiglia era autonomamente gestita. Quindi senza Hamas. Libero ancora, se non sei pro Gaza scatta il bavaglio, la fatua anti-libero, la Albanese, la Francesca Albanese, diciamo, che ha invocato la censura TV per secchi perché aveva parlato insomma, contro Israele, contro la flottiglia, insomma, è a favore anzi contro la Palestina, è a favore di Israele. Di fronte al confronto, ieri per esempio sulla 7 è fuggita quando è stata nominata la Segre, e poi il centrodestra dopo un video taroccato, diciamo, chiede le dimissioni appunto di tutti questi a difesa soprattutto della Floridia, di Barbara Floridia, che è insomma presidente del comitato di vigilanza della RAI, che insomma ha avallato un video fake in qualche modo. Questa è la piazza, diciamo, la Marea di Roma, siamo 1 milione, ma la piazza non era diciamo di adesso, non era attuale, ma era una manifestazione del 2014, in realtà insomma
questa foto che viene chiamata fake dal giornale sarebbe una svista enorme diciamo, per il quotidiano. Ancora andiamo a vedere altri giornali, vediamo questa prima pagina del Tempo, l'Italia è migliore di Elli, a noi fa schifo, perché appunto viene messa in prima pagina cosa è successo durante queste manifestazioni, tra agenti feriti, identificati e milioni di danni e disdette turistiche. Diciamo, queste manifestazioni non hanno fatto bene all'Italia. E ancora andiamo a vedere un altro quotidiano, eccolo qua, che è il Domani. Piano per Gaza, giorni decisivi, Hamas, restituiremo gli ostaggi, iniziano in Egitto oggi i negoziati con le delegazioni israeliane e palestinesi, stiamo recuperando, dicono i corpi dei rapiti, Trump senza l'accordo, ok all'accordo, se no saranno annientati. Questo è un titolo che abbiamo visto anche da altre parti. Velocemente vi faccio vedere anche il titolo del Sole 24 Ore perché è interessante, diciamo, il territorio, diciamo, c'è un punto, un focus sul territorio a rischio dissesto tra frane e alluvione. Abbiamo visto cosa è successo ad Agrigento qualche giorno fa, cresce del 15% il territorio italiano a rischio dissesto, interessati 70.000 km2 dall'Emilia Romagna al Piemonte, eventi eccezionali sempre più frequenti con i quali dovremmo certamente fare i conti anche noi qui in Sicilia. Grazie allora a Luca Ciliberti, che ritroveremo più avanti, ma intanto per noi c'è un'altra breve sosta, guardiamo le previsioni meteo e subito dopo il primo ospite della mattinata. Buongiorno Sicilia. L'alta pressione sarà dominante sul nostro territorio, avremo solo della variabilità sul medio-basso versante adriatico e a tratti sul basso versante tirrenico. In Sicilia una giornata stabile e assolata, avremo, come dicevo, della variabilità a tratti nelle aree interne con la possibilità di qualche locale goccia di pioggia. Attenzione ai venti perché saranno davvero burrascosi con raffiche anche oltre i 70-90 km orari, le temperature massime localmente arriveranno a toccare i 24-26 gradi. Per la giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su tutta la Sicilia, splenderà il sole, sì, di tanto in tanto sarà possibile il transito di qualche nuvola. I venti saranno ancora sostenuti, si faranno sentire non solo sulle coste ma anche nelle aree interne e le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Eccoci di nuovo in studio. Allora do il benvenuto e ringrazio per essere con noi l'assessore Massimo Pesce. Buongiorno assessore. Buongiorno a tutti. Assessore ai parchi e al verde pubblico del comune di Catania. Siamo qui perché dopo tanta fatica, devo dire, è stato restituita la città a Parco Gioeni. Sì. Di che tanta fatica. Insomma, era da un po' di tempo che era non proprio, diciamo, fruibile al 100%. Diciamo che il parco aveva necessità di lavori importanti, poi magari ne parleremo dopo, strutturali molto importanti. Per fortuna l'amministrazione è riuscita a trovare le risorse, io non ero neanche assessore, e con un finanziamento del Ministero della Transizione Ecologica, con un ribasso d'asta siamo arrivati a circa un po' più di 900.000 euro. È stato possibile effettuare questi lavori importanti di cui appunto spero che ne possiamo parlare più. E come no, adesso vedremo anche, fra un po' vedremo anche delle immagini. I lavori sono cominciati nel luglio 2024 e appunto per il bando di gara dovevano essere conclusi entro luglio 2025, quindi erano un anno di lavori. Per circa 5 mesi, fino a gennaio, il parco è rimasto aperto e quindi ci sono stati dei lavori, perché erano dei lavori esterni, erano consentiti, penso al parcheggio per esempio. Da gennaio abbiamo deciso di chiuderlo per una questione di sicurezza, perché era impossibile avere un cantiere all'interno e le persone, i bambini che giravano appunto per il parco, e quindi abbiamo chiuso pensando che si potesse consegnare a luglio. Purtroppo degli inconvenienti, la ditta ha chiesto una proroga che è stata concessa e quindi abbiamo riaperto. Il 30 settembre l'azienda che aveva vinto l'appalto ha consegnato appunto i lavori e quindi il 1° ottobre, come quasi da cronoprogramma, se consideriamo anche i 2 mesi di proroga, abbiamo riaperto il parco. Allora, diciamo cosa c'è dentro questo parco, perché c'è tanto di nuovo. Molto nuovo. Allora, intanto dobbiamo considerare che questo polmone verde della città, circa un po' meno di 100.000 metri quadri,
è bellissimo, vediamo le immagini, 100-140 metri di altitudine rispetto alla città, ha subito anche degli incendi nel passato, aveva necessità di alcuni interventi. Gli interventi più importanti sono stati quelli strutturali. Il primo più importante è quello che questo parco, che appunto ha subito anche incendi, aveva un problema di irrigazione perché mancava l'acqua, era proprio questo, cioè portare l'acqua dalla sorgente di Leucadia a dentro il parco. Questo è stato il lavoro più importante, quindi tubature e quant'altro. Adesso arriva 12 litri al secondo di acqua e abbiamo dei serbatoi per 60.000 litri circa di acqua, quindi un'irrigazione che avviene autonomamente, appunto di notte, con un impianto importante anche a pioggia, quindi gocciolatoi a pioggia. E questo è stato il primo intervento strutturale. Adesso abbiamo l'acqua all'interno del parco e questo consentirà non solo, vedete appunto il prato, le piante, e ora ne parlerò anche delle piante, non solo appunto di avere un'irrigazione continua, ma anche di contrastare la possibilità della nascita di incendi. Allora, ci sarà personale anche presente del multiservizi per garantire la fruibilità del parco? Allora, il personale di multiservizi, che ancora ovviamente è dentro, continuerà per cercare per la manutenzione soprattutto ormai del verde, intervenire quotidianamente. Diciamo che abbiamo una squadra che gira tutti i parchi secondo le esigenze. Abbiamo preso qualche dipendente del comune che appunto girerà i parchi per vedere magari le criticità che possono sorgere dal parco giochi alle siepi, piuttosto che qualche ramo che cade e appunto che può accadere. Gli altri due interventi sono importanti, che vorrei parlare. Sì. L'altro intervento è quello che riguarda il parcheggio, perché questo parco ha un parcheggio dal lato di via Leucadia, un parcheggio che era pavimentato con un materiale impermeabile, e questo provocava la discesa di acqua quando c'è una pioggia torrenziale verso via Etnea. Oggi invece abbiamo sostituito tutto il materiale, è un materiale permeabile e drenante, e quindi assorbe, e l'acqua che arriva a valle entra dentro il parco, quindi non arriverà più in via Etnea. Quindi questo è importante. Importantissimo, anche ai fini di quello che accade solitamente nella nostra città quando arriva una pioggia tendenziale. Questo è il secondo intervento importante. Il terzo intervento importantissimo: 2000 tra alberi e arbusti che sono stati piantumati, oltre al prato verde che qui vediamo nelle immagini, vi vedo io qui in sovraimpressione, 2000 piante che hanno sostituito quelle che sono state ammalorate dall'incendio che si è subito circa 4 anni fa, e in più sono in più rispetto alla superficie coltivabile, perché avendo la possibilità di irrigare è stato possibile anche piantumare le piante. Ovviamente durante questi lavori abbiamo fatto anche degli interventi noi, abbiamo cambiato, le fontane sono funzionanti e con acqua potabile, ovviamente, i cestini della differenziata, abbiamo implementato con qualche panca. Quello che vorrei dire è che questo parco ha una caratteristica, a mio modo di vedere, perché essendo nel cuore della città, se noi pensiamo che ha 3 parchi giochi, un'area fitness, uno skate park, diciamo che è un centro quasi di wellness, di benessere, perché si può correre, si può leggere un libro, si può respirare aria pura, si può passeggiare, si può godere il panorama sulla fare città. Giocare i ragazzini, bimbi. Assolutamente, questo appunto, i giochi sono appunto le aree giochi, lo skate park sono i bambini, credo, e poi c'è questo prato meraviglioso. L'altro giorno quando abbiamo aperto c'erano dei ragazzi che facevano yoga, per esempio, perché si presta, è un parco che si presta tantissimo. Assessore, io la volevo chiedere, l'amministrazione ha fatto tanto per restituire il parco nella sua totale fruibilità per i cittadini, però non mancano gli episodi, voglio dire, dei vandali che sono sempre pronti a distruggere quello che magari si fa per la comunità. Cioè, pronti via, ci sono stati già i primi interventi. Dico, bisogna anche sapersi garantire quello che poi ci viene messo a disposizione dalle istituzioni. È vero, io devo dire che noi ci scusiamo con la cittadinanza perché abbiamo dovuto chiudere per un periodo, però purtroppo era necessario. E quello che dice lei purtroppo è la pura verità. Noi con il parco chiuso abbiamo subito atti di vandalismo. Hanno purtroppo devastato alcuni impianti di illuminazione,
e anche dei tubi di irrigazione sono stati divelti, quindi purtroppo questo problema del vandalizzare gli spazi pubblici è purtroppo una prassi ormai che è consolidata in città. Qui c'è un'immagine, un lampione che è stato praticamente staccato. È stato staccato, era nuovo, era buono, purtroppo è stato staccato. E comunque rimediamo, noi comunque non demordiamo, pensiamo a implementare infatti gli impianti anche di videosorveglianza all'interno del parco, e quindi cercheremo di vigilare il più possibile, fermo restando che un parco, capisce bene che è un parco enorme e ne abbiamo tanti in città, è immensi, quindi diventa difficile appunto controllare tutto il territorio. Però ci sono degli orari di apertura, così magari ricordiamo a chi ci sta ascoltando quando si può andare a visitare il parco, a fare una passeggiata, a fare un po' anche di sport, perché no, l'abbiamo detto prima, dalle 7 alle 20 l'orario estivo fino al 31 ottobre e poi dalle 7 alle 19. Questo è un orario che riguarda non solo il Parco Geni ma tutti i parchi della città, è un orario fisso, dalle 7 alle 19 l'orario invernale. L'orario invernale. Vorrei tornare un attimo sulla biodiversità che è stata vostra, diciamo, cura rispettare all'interno del parco, perché ci sono piante di ogni genere. Di ogni genere, io non le ricordo tutte ovviamente perché sono qualche cosa possiamo dire, ci sono dei garrubi, lantana, ci sono dei gelsi, rose, c'è melograno. Diciamo che si è privilegiato un po' le piante autoctone, però voglio dire è molto, molto variegato, anche perché questo parco naturalistico ha questa caratteristica e quindi si è voluto lasciare proprio la caratteristica intrinseca al parco, nonostante abbiamo e soprattutto io spero che lo vedremo ancora più bello, penso, la prossima primavera, perché le piante cresceranno, sono irrigate bene. Abbiamo sull'irrigazione, vorrei dire una cosa importante, perché oltre ai gocciolatoi che sono presenti in tutto il parco, vi è anche un'irrigazione a pioggia che avviene di notte e che rende il parco anche più fresco. Quindi insomma, diciamo, in estate ci sarà un maggiore beneficio da questo punto di vista. Esatto, ed estate ci sarà un beneficio perché è una zona molto calda, quella è una zona molto calda d'estate, molto calda invece con i tanti alberi e questo tipo di irrigazione a pioggia. Speriamo di abbassare di qualche grado la temperatura in modo da essere più godibili lì all'interno, quindi queste sono appunto le immagini belle. Il prato è una grande novità, per esempio il prato, se vedete due distese di prato verde. Eccola qui. Su via Etnea, si vede su via Etnea. L'altro giorno era pieno di ragazzi che appunto si godevano il panorama. C'è chi passeggia anche in bici, 80.000 metri quadrati, è davvero un polmone verde importante per la città di Catania, che poi è anche il Giardino Bellini, che è nel cuore proprio della città, per garantire a tutti noi insomma un po' di aria più sana, più salubre, diciamo così. Assessore, assieme ai lavori per la riapertura del Parco Gioieni abbiamo visto anche dei lavori fatti alla fontana, proprio che sta sotto al parco. Sì. Lì è stato un intervento che non riguarda il mio assessorato, diciamo, se ne sta occupando anche il capo di gabinetto, il sindaco in prima persona. Dico, ripristineremo la fontana che purtroppo aveva bisogno di un intervento importante strutturale. Da un punto di vista tecnico, forse per l'impianto elettrico che si trovava, si è approfondito con i tecnici come intervenire. Noi speravamo di consegnare la fontana contestualmente all'apertura del parco, non è potuto avvenire, però dico a breve spero, mi informerò appunto per vedere che punto sono i lavori, però a breve spero che anche la fontana sia messa in funzione. Lì c'è pure uno spazio, avete visto, un giardino verticale, dico, quella zona diciamo viene restituita alla città con decoro, accessibile e sicura. Non posso fare a meno, visto la sua presenza stamattina qui, lei ha anche un altro assessorato importante, che è quello, diciamo, all'ambiente, si occupa di quella che è poi assicurare a tutti noi una perfetta raccolta, con ovviamente la collaborazione dei cittadini, che è un fatto importante. Come sta andando? Ci sono stati dei progressi rispetto all'ultima volta quando ci siamo visti, perché molto spesso continuano a sorgere delle discariche improvvise in alcune aree della città, non solo periferiche, attenzione, anche quelle centrali. Sì, è questo il vero tema. Dei margini di miglioramento ci sono dai dati, anche se
purtroppo dire 34, 35, 36 parliamo sempre di piccoli numeri e quindi non c'è un cambiamento radicale, perché purtroppo, come le diceva, noi viviamo questo problema delle micro discariche che in città nascono così, perché abbiamo eliminato... La sera non ci sono e domani mattina arrivano. Esattamente, purtroppo le aziende devono ricorrere con dispendio di forze e di risorse. Noi abbiamo eliminato le grandi discariche della città, c'erano delle grandi discariche che avevano una vita già da 10-15 anni, su tutte penso a Via Toledo per esempio, no? E l'abbiamo eliminata totalmente, bonificata quell'area. La Brancati, stiamo facendo Calliope, Fondo Romeo, diciamo sono delle zone periferiche dove c'erano queste grandissime discariche. Stiamo affrontando adesso con la polizia ambientale che diciamo con i nuovi innesti nei vigili della polizia locale, ci sono forze nuove, più numeri, il sindaco su questa cosa appunto tiene molto, è uno dei primi punti più importanti dell'agenda politica dell'amministrazione, quindi con più forze di polizia locale e con la collaborazione sempre dei cittadini e delle aziende che appunto si occupano della raccolta, speriamo di contrastare. A breve faremo un intervento importante con videosorveglianza, faremo un acquisto importante e speriamo che con questi accorgimenti e confidando sempre nella collaborazione e nella sensibilità dei cittadini possiamo migliorare. Ma questo è l'appello che lanciamo a tutti, sì, proprio sempre. A tutti, perché rispettare quelle che sono poi le indicazioni su quelle che sui rifiuti che vengono raccolti, quindi la settimana, rispettare l'umido con l'umido, la plastica con la plastica, l'indifferenziato. A proposito dell'indifferenziato, è una quantità enorme di indifferenziato che viene conferito tutto, soprattutto in un solo giorno, perché in quel giorno si mette di tutto, bisogna capire, che non è l'indifferenziato, che non è tutto non è indifferenziato, residuale. Esattamente, bisogna conferire solo quello che non può essere riciclato. Esattamente. Questo è il tema importante. Continueremo a lanciare questi messaggi. Esattamente, il possibile. Grazie all'assessore Massimo Pesce per essere stato con noi. Stamattina nelle vesti di assessore ai parchi a Verde Pubblico di Catania abbiamo fatto una digressione, diciamo, sul tema. Che poi riguarda anche i parchi, perché noi siamo impegnati sui parchi a una pulizia straordinaria, quasi giornaliera, perché spesso lasciano lattine, bottigliette di plastica sul prato, nonostante i cestini siano presenti. Per differenziare, presenti. Purtroppo. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie a voi, grazie mille. Grazie. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo subito dopo, restate con noi a Buongiorno Sicilia. Rieccoci insieme a Buongiorno Sicilia, con noi questa mattina c'è anche Carmelo De Caudo, buongiorno, che è il segretario generale della CGIL di Catania. Parliamo di flottiglia, di manifestazioni pro Gaza e del weekend, ahimè, di tensioni che ci sono state purtroppo per colpa di qualcuno che, come sempre, diciamo, non rispetta non solo le regole, ma fa di testa propria e fa troppo danno, fa tanti danni. Buongiorno intanto De Caudo, ancora una volta. Mi pare di poter dire che nonostante fosse diciamo, delle manifestazioni fossero state, non dico improvvisate, ma oggi per domani, diciamo così, dichiarate, c'è stata una grande partecipazione. Oddio, la CGIL, diciamo, la manifestazione l'aveva già annunciata da tempo, nel senso che se la flottilla sarebbe stata attaccata, la CGIL avrebbe proclamato lo sciopero generale. È chiaro che è una manifestazione che si indice oggi per domani, ma nel rispetto delle regole, nel rispetto della 146-90, è chiaro che lì abbiamo fatto appello all'articolo 7,2 della legge sul diritto allo sciopero, visto che quell'atto Israele lo compie su acque internazionali, contravvenendo non solo ai trattati ma anche contravvenendo alla Costituzione italiana, visto che cittadini italiani hanno partecipato, diciamo, a quella missione di umanità. Siamo soddisfatti per la partecipazione che c'è stata, c'è piena consapevolezza non solo
da parte dei cittadini ma anche da parte dei lavoratori, perché la percentuale di adesione allo sciopero è stata una percentuale abbastanza significativa, a differenza di quello che il governo vuole far sembrare. È chiaro che la questione palestinese è una questione che va affrontata con decisione da parte dei governi e da parte del governo italiano. La manifestazione aveva proprio questo scopo di scuotere le coscienze del governo e di mettere in campo quelle azioni che ovviamente fino ad oggi non ci sono state. Allora, oggi si dovrebbe iniziare a fare sul serio, nel senso che cominciano questi colloqui tra le parti in causa. Noi ci auguriamo tutti, ci auguriamo che finalmente si possa trovare un punto di intesa. Sarà difficile chiaramente appianare tutti quelli che sono gli ostacoli, però le parti sembrano intenzionate a farlo, noi dobbiamo prendere per buono ovviamente quelle che sono le intenzioni, poi al tavolo discuteranno. Nonostante diciamo, la flottiglia sia stata in qualche modo bloccata, no? Ci sono altre iniziative, sono già scattate altre iniziative, un'altra addirittura anche da Catania. Sì, sono scattate altre iniziative, ci sono presidi anche permanenti anche sulla nostra città. Ci sarà un'altra grande manifestazione a Roma il 25 ottobre che toccherà i temi non solo della pace e del riarmo, visto che anche su quel versante il governo non vuole ascoltare, perché è inaccettabile che sul riarmo si tolgano risorse importanti alla nostra terra. È chiaro che ci sono altre iniziative in campo. Io voglio ribadire che le iniziative che come CGIL metteremo in campo saranno iniziative nel rispetto ovviamente delle regole. Non possiamo non notare che comunque in questi cortei ci sono stati degli episodi che vanno condannati. Questo va segnalato, va riportato, perché se si manifesta si deve manifestare, è giusto che uno faccia sentire la propria voce, però senza eccessi, senza soprattutto danneggiare, senza soprattutto creare molti problemi, diciamo anche non solo alle comunicazioni ferroviarie, ma anche al traffico sulle tangenziali, oltre ad essere particolarmente rischioso, perché occupare binari, occupare la tangenziale si mette a rischio anche la propria incolumità quando si fanno queste azioni, perché chiaramente sono le strade a scorrimento veloci e i treni possono anche non vedere chi sta manifestando. Questo diciamo sì, per alcuni esemplificati. Poi condanniamo e vanno condannati quegli episodi di violenza gratuita. Sì, vanno condannati gli episodi di violenza gratuita. Purtroppo è chiaro, come in ogni manifestazione, c'è sempre chi eccede magari per avere quei 2 minuti di visibilità, che poi sfociano anche in quello che diceva lei, cioè sarebbe a dire in situazioni che diventano ingestibili, perché in una manifestazione basta un attimo, sia da parte di chi manifesta, sia da parte di chi deve garantire la sicurezza, che poi si innescano meccanismi che diventano incontrollabili. È chiaro che ribadisco, per quei minuti di visibilità a volte si innescano situazioni e poi c'è anche chi scientificamente, lo dico molto chiaramente, scientificamente cerca di mettere, come dire, in difficoltà la tenuta della manifestazione stessa. Noi diciamo manifestazioni abbiamo fatte abbastanza e con buon senso cerchiamo di mettere in campo tutte quelle azioni atte a garantire il percorso della manifestazione, percorso che viene prima concordato con le autorità di polizia giudiziaria. È chiaro che
noi possiamo controllare solo ed esclusivamente, come dire, la buona riuscita dell'iniziativa, ma quando sfuggono e ovviamente sfuggono per un motivo ben preciso, i momenti di visibilità e si hanno altri obiettivi, in quel sì, caso si hanno altri chiaro. obiettivi. Adesso venendo a quello che sta succedendo, e fra poche ore sapremo, credete veramente che possa cambiare qualcosa? C'è la possibilità fattivamente che possa cambiare qualcosa? Al di là delle manifestazioni, attenzione, di piazza che ci sono state non solo in Italia, sono state ad Amsterdam, sono state anche a Parigi, in tante altre parti del mondo. Adesso, quando ci si mette ad un tavolo, bisogna definire la questione. Io credo che qualcosa avverrà, penso che un accordo va trovato per il bene di quel popolo che sta soffrendo un dramma inaudito, perché quando si mette in campo la strategia della fame, ovviamente un popolo è stremato. È chiaro che diciamo, Hamas ha, come dire, aperto al dialogo, anche Israele, diciamo, con l'apporto dello Stato americano. È chiaro che però lì bisogna, come dire, garantire lo Stato a quella popolazione. Cioè quella popolazione ha bisogno. Il piano scritto nei punti di Trump c'è anche, diciamo, anche questa visione, noi ci auguriamo che l'importante è che si raggiunga l'obiettivo e si raggiunga la pace, perché quella popolazione ha davvero di bisogno. Allora, grazie per essere stato con noi questa mattina Carmelo De Caudo, che è il segretario generale, ricordiamo, della CGIL di Catania. Ci incontreremo e ci ritroveremo nel corso dell'anno per altre iniziative del vostro sindacato, e quando chiaramente ce ne saranno, noi saremo qui disponibili, saremo qui come sempre disponibili ad ospitarvi e a parlarne. Adesso noi ci dobbiamo fermare. C'è un'altra breve sosta e vedo già, sì, ci fermiamo per la pubblicità, torniamo fra poco per parlare di un libro e magari con la sua autrice cercheremo di capire che cosa c'è dentro questo libro. Lo scopriremo fra poco. A dopo. Eccoci, siamo di nuovo in studio per Buongiorno Sicilia. Adesso è il momento di salutare una collega ma anche una scrittrice. Buongiorno a Alice Valeria Oliveri. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Fra le altre cose è una nostra conterranea, anzi catanese, fra le altre cose lo precisiamo. E il titolo, parliamo di questo libro che è Una cosa stupida, edito da Mondadori. Viene definita una sorta di lucida rappresentazione della disillusione di una generazione che è cresciuta tra pubblicità patinate e promesse di un futuro mai mantenuto. Insomma, è una bella fotografia di che cosa? Ma è anche una metafora forse del mondo che viviamo contemporaneamente, non solo la fotografia ma anche la metafora di quello che è la nostra vita oggi? Sì, diciamo che il titolo ha un doppio significato, perché sia una cosa stupida, quindi sia il mondo in cui è inserita la protagonista, che è il mondo delle agenzie pubblicitarie, di una forma di giornalismo anche un po' spacciato per giornalismo, ma in realtà appunto è pubblicità, e dall'altro anche un gesto che lei compie, un gesto estremo, che appunto è una cosa stupida. Anche questo, e quindi si trasforma anche questo gesto in una delle cose che lei detesta, quindi diciamo questa è un po' l'idea del titolo, di un romanzo che appunto è ambientato metà a Catania e metà a Milano. Ma è una sorta di diario nella lettura? Può essere paragonata a un diario oppure no? No, diciamo che ha due grandi blocchi di tempo. C'è appunto una fase ben precisa di vita, che è appunto l'adolescenza della protagonista nella città dove è nata, è cresciuta, che appunto è Catania,
e invece una fase 10 anni dopo, che è l'età in cui la protagonista entra nel mondo del lavoro e della vita appunto da giovane donna, diciamo, a Milano, quindi una città molto distante e molto diversa. Ma disillusa perché probabilmente quello che ha avuto come esperienza dell'adolescenza, della sua età, diciamo, quando era fanciulla, poi adolescente, nella sua città, e poi arriva in questa città che è grandissima, che è insomma una delle capitali europee, no? Dove lavora per la pubblicità, è una pubblicità ingannevole, quella a cui fa riferimento anche questa giovanissima. Cioè, voglio dire, lei parte da una realtà e poi si scontra con una realtà che è completamente diversa. Sì, diciamo che è un romanzo di formazione, diciamo, se vogliamo inserirlo in un genere, dove la disillusione spesso è protagonista nei romanzi di formazione. Cioè l'ingresso nella società che si rivela diverso da come uno se lo aspettava. Nel caso proprio appunto del mondo lavorativo dentro il quale lei entra è, diciamo, la grande forza di Milano, che è una città che è proprio sulla pubblicità, sull'imprenditoria, sulla vendita, ha basato il suo la sua grande posizione appunto non solo in Italia ma in Europa. La sua disillusione deriva un po' dal fatto che questo mondo della pubblicità si è mescolato con tutti gli altri mondi creativi, quindi difficile fare solo una cosa in questo momento storico, quindi anche delle forme creative o appunto di scrittura come il giornalismo spesso si mescolano con la pubblicità in modi anche non del tutto visibili al pubblico, quindi diciamo in questa intersezione tra giornalismo e pubblicità che lei scopre la disillusione del sogno che aveva. Ma c'è un momento in cui si raggiunge una sorta di equilibrio, un compromesso tra questi, tra la vita reale e quella che si immaginava? Riesce poi per un istante, per un momento a trovare un compromesso, oppure è tutto un compromesso, oppure non c'è questo equilibrio? No, il compromesso diciamo che si intuisce un po' dalla copertina del libro, dove c'è un edificio di Milano che è la Torre Velasca in fiamme. Diciamo, il compromesso è un gesto, appunto, una cosa stupida, quindi un gesto estremo. Non dico come va a finire il libro, però certo. Diciamo, non è proprio un compromesso come lo potrei raggiungere io o una persona, diciamo, civile, essendo un romanzo. Essendo finzione, diciamo, ho immaginato una cosa anche metaforica, quindi appunto un compromesso che avviene anche attraverso una distruzione, diciamo. E prima facevo riferimento proprio a questa disillusione, alla metafora, al fatto magari che alla fine uno pensa di aver raggiunto in qualche modo quello che si sperava o quello che si immaginava, ma poi costretto dalla realtà, insomma, a rassegnarsi, fra virgolette, a quello che ti offre la vita poi realmente. Alice, tu non sei diciamo, nuova all'esperienza della scrittura, perché hai anche avuto una bella soddisfazione con il tuo primo libro, che è Sabato Champagne. Sì. Insomma, ci vuoi raccontare di questo premio che hai ricevuto? Sì, Sabato Champagne appunto è il romanzo con cui ho esordito nel 2023 ed è un romanzo che parla di anche quello di c'è molta Catania e c'è molta Milano, ma evidentemente queste due città appunto fanno proprio lo scheletro dei miei racconti, non so poi nel futuro quanto lo resteranno, però ed è la storia sempre di una protagonista che entra nel mondo della televisione e all'interno del quale, diciamo, ho cercato di fare anche delle grandi parentesi un po' di saggistica, cioè ho voluto raccontare un po' la televisione italiana degli ultimi 20 anni più o meno. Con questo libro ho vinto il premio di Reggio Recita, insomma è stata un bellissimo riconoscimento, è un bel premio. Tu hai fatto riferimento prima
Hai fatto riferimento prima alla TV italiana perché tu, insomma, nella tua vita quotidiana non solo fai la scrittrice, ma fai la giornalista, freelance, però ti occupi anche di scrivere anche su format. Ci puoi dire in questo momento su cosa stai lavorando, se c'è qualcosa che ci puoi dire? No, allora diciamo che io ho lavorato per diversi anni proprio ad alcuni programmi televisivi molto grossi come Il Grande Fratello, questi grandi format della TV generalista. Da un po' di tempo non lavoro più in televisione, ma mi dedico solo alla scrittura sulla televisione. Infatti ho scritto anche un saggio per Einaudi che si chiama Mondovisione, che parla proprio della TV italiana contemporanea. Nello specifico adesso come giornalista ho una rubrica quotidiana sul giornale per cui scrivo, che è Domani, e poi ogni settimana cerco di individuare un po' un programma televisivo da analizzare. La scorsa settimana ho parlato del ritorno del Grande Fratello, però ho parlato anche di Miss Italia, per esempio, la settimana prima, quindi cerco di seguire un po' settimana per settimana tutte le cose che escono. Abbiamo capito che in questo momento il tuo focus da un punto di vista televisivo è concentrato sul Grande Fratello, che è ripartito e quindi magari rappresenta le curiosità, mettiamole così, degli italiani, dell'italiano medio che sta davanti al televisore per cercare di capire che cosa succede poi dentro quello strumento rettangolare, insomma, nella quotidianità dentro questa casa, che cosa avviene. Allora, grazie per essere stata con noi ad Alice Valeria Oliveri, che è una scrittrice ma una collega giornalista, e per la sua in bocca al lupo per il tuo nuovo libro Una cosa stupida, che è edito da Mondadori. Grazie davvero per essere stata con noi questa mattina, in bocca al lupo. Adesso noi voltiamo pagina e andiamo a scrutare le stelle con Marco Amato. Buon inizio settimana ai 12. La Luna oggi inizia il giro dello zodiaco partendo proprio dall'Ariete, dopo aver doppiato Saturno e Nettuno, quindi con un bagaglio di buone intenzioni e di sogni. Di cosa lastricherà la sua strada? Scopriamolo insieme. Ariete, la Luna oggi è vostra ospite e porta con sé un carico di emozioni, ma anche di svolte importantissime al lavoro. Iniziate questo lunedì con dei grandi eventi che nel caso di ognuno varieranno in base alla natura del proprio oroscopo personale. Toro, la vostra giornata oggi è una giornata da luna un po' pensierosa, intuitiva, una luna che vuole porre all'attenzione del vostro intuito tutta una serie di dinamiche lavorative ma anche sentimentali che per adesso state attraversando. Avrete bisogno di rivedere e rivisitare un po' alcuni percorsi. Gemelli, per voi la luna è amica ed è una luna che parla di squadra, che parla di gioco corale, è una luna che porta anche delle novità lavorative e anche un inizio tanto agognato. Cancro, per voi la luna oggi è una luna di quadratura, tenderà un po' a darvi un po' di senso di nervosismo, soprattutto al lavoro, quando troverete tutto un po' caotico per i vostri gusti, sentimenti che ovviamente spaziano come al solito ovunque con le emozioni profonde di cui solo voi siete capaci. Leone, la vostra giornata oggi inizia con il sostegno della luna amica dal trigono dell'Ariete che vi sostiene e che vi dà maggiore certezza sia in campo lavorativo che in campo emotivo e sentimentale. Dovete cercare di tesaurizzare l'energia di questa luna così generosa e potente. Vergine, per voi la luna esce dall'opposizione, i sentimenti tornano a posto, ci sono meno ansie, tutto è più gestibile, per cui oggi godetevi e concentratevi sulla vostra Venere che opposta a Saturno chiede sempre più certezze. Bilancia, per voi la luna oggi è d'opposizione ed è una luna che porta confusione soprattutto al lavoro e anche qualche emozione un po' poco armonica, per cui oggi dovrete fare appello a tutta la vostra diplomazia. Scorpione,
Per voi oggi la luna dismette un trigono che è stato molto prezioso, romantico e intenso, per cui potrete gestire un po' in maniera più calma le faccende legate alla passione e ai sentimenti. Sagittario, per voi luna di trigono stupenda, che inaugura tra l'altro un momento di certezza e di grande ispirazione lavorativa, entusiasmi anche in amore, siete più stabili, più forti e più belli. Capricorno, per voi la luna oggi è in quadratura, una quadratura tra l'altro che porta con sé tanti significati e significatori che potrebbero un po' essere rivisti, soprattutto il senso di un progetto lavorativo che si mischia un po' col sentimentale, che forse va rivisto. Acquario, luna amica oggi comunicativa, dinamica e molto simpatica, una luna che porta anche con sé emozioni e sentimenti, un periodo in cui l'amore è sempre un progetto fattibile tanto quanto un sogno che sta per diventare realtà. Pesci, la luna oggi esce dai vostri gradi e abbraccia proprio il vostro Nettuno, continua quindi la fase importante e fortunata che Nettuno e Saturno vi porgono dalla loro vicinanza. Utilizzate bene i pianeti e soprattutto fatevi valere. Grazie, molto bene. Adesso torniamo ai quotidiani con Luca Ciliberti. Sì, allora andiamo a dare un po' di notizie così curiose delle ultime edizioni. Intanto questa che insomma riguarda tanti giovani, eccola qua, neo-18enni truffati dagli hacker, praticamente sono spariti i bonus cultura, quindi li hanno tolti, diciamo, fisicamente dalla disponibilità. Ci sono 15 indagati dalla polizia postale, è un'operazione insomma che riguarda un po' i 18enni di tutta Italia. Poi andiamo a vedere invece un'altra notizia un po' più curiosa che è questa, che allarga anche, come dire, il respiro, il pensiero, lo sguardo, perché parliamo di spazio ma parliamo anche della prima astronauta diciamo in sedia a rotelle. È un ingegnere tedesco, si chiama Michaela Benthaus, eccola qua, guarda che faccia, che sorriso, insomma veramente contagioso. Sarà la prima astronauta nello spazio in sedia a rotelle, ma soprattutto non voglio essere l'ultima, una conquista di civiltà per tutti. La data della missione però sarà top secret. E poi a proposito diciamo di altri mondi, ecco, vuoi vedere cosa spopola in questo momento? Le app che permettono di chattare con l'aldilà in qualche modo, eccole qua, le app di preghiere e meditazione. Davvero curioso questo articolo che troviamo oggi sulla Stampa, dalle app con preghiere e meditazioni fino alle confessioni con l'intelligenza artificiale. Cresce il pubblico di chi cerca nella tecnologia le risposte dalla fede. E insomma, quando non si può contare sugli uomini, ci si affida all'aldilà e in questo caso anche all'intelligenza artificiale. Prima di chiudere andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia Web, di Sicilia Web, del sito Sicilia Web, che ha in apertura, visto il grande seguito che usa anche tra i tifosi, il derby che è vinto dal Catania per 2-0, quindi questa è la foto d'apertura. In basso tutte le notizie di taglio alto, il tir che si ribalta in autostrada, questa notizia che abbiamo dato anche stamattina, è in diretta, quindi traffico in tilt, la morte di Alfonso a Porto Empedocle e poi un'aggressione a coltellata di strada, aggressore incastrato dal video su WhatsApp. Tutte le notizie, ovviamente tutti gli aggiornamenti nel corso della giornata anche su Sicilia Web. A te la linea, Angelo. Grazie Luca, noi ci fermiamo qui per Buongiorno Sicilia che torna puntuale domani. Grazie e una buona giornata.